Venezia a luci rosse. A Venezia, tra mille calli, campielli, corti e fondamente, esiste un luogo che viene identificato con un'unica parola, che poi è anche il suo nome, Carampane. Si trova nella zona di Rialto e ricorda il luogo dove, alla fine del Trecento, la Serenissima istituì il Castelletto, un gruppo di case nelle quali concentrare tutte le prostitute di Rialto. Un fenomeno diffuso, quello della prostituzione, visto che nei primi anni del Cinquecento, secondo il cronista Marin Sanudo, le cortigiane ufficiali di Venezia erano la bellezza di 11.654. Ma da dove deriva la parola Carampana? Ebbene, nasce a Venezia e nasce proprio qui, perché questa zona, quella del Castelletto, era appannaggio di una delle tante famiglie nobili veneziane che aveva qui il suo palazzo, quella dei Rampani. E le ragazze, lavorando all'ombra di Rampani, diventarono per traslazione le Carampane. Oggi la parola ha perso il suo significato originario, che era sinonimo di prostituta, ma viene utilizzata ancora a distanza di 700 anni. Una carampana è una signora un po' in età, che si dà aria da ragazzina. Le ragazze, a dire il vero, non facevano una vita così felice, non potevano indossare abiti sontuosi, vestire gioielli e di notte venivano addirittura chiuse dentro, guardate a vista da dei guardiani. Ma potevano esibire la loro merce ed ecco che a poca distanza da Carampane esistono ancora oggi il ponte e la fondamenta delle tende. Ti è piaciuto questo video? Metti il mi piace su Venezia in un minuto e invita i tuoi amici a farlo.